La solennità di Maria Addolorata entra nel vivo nella giornata di venerdì con quale appuntamento? L'appuntamento principale è quello delle ore 17, celebriamo l'Eucarestia e come da tradizione verrà anche amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi agli anziani e agli ammalati della zona pastorale di San Salvatore. Ringrazio anche la Croce Rossa di Cogorno che accompagna le persone che hanno bisogno a questa celebrazione così bella e nella sua semplicità anche importante. La giornata di sabato invece come si caratterizzerà? Avremo la celebrazione dell'Eucarestia in Piazza Dante. È la prima volta che celebriamo questa solennità così. Da Piazza Dante, dopo l'offerta dei fiori di tutti i bambini del catechismo, al termine della messa andiamo in processione in Basilica. Sul Sagrato della Basilica giungiamo con un momento di preghiera. Durante il percorso ogni comunità del catechismo farà un momento di preghiera, proporrà una riflessione mariana molto semplice in linea con la propria comunità, per esempio i figli invitati sulla condivisione, i figli perdonati sulla misericordia e così via. Domenica è il giorno della festa, quali saranno i punti forti? L'appuntamento principale è quello delle 18 alla sera. Quest'anno non celebriamo la messa al mattino in quanto la messa di conferimento del sacramento della Cresima della confermazione sarà al pomeriggio. Accoglieremo il vicario generale della diocesi di Chiavari che amministrerà il sacramento a tutti i ragazzi della nostra zona pastorale, che è composta da 4 parrocchie, 4 comunità, la comunità di Brecanecca, della Costa, di Monticelli e di San Salvatore.